Ciao amici telespettatori, siamo di nuovo nella rubrica dei tipi strani e oggi vi voglio ripresentare un signore che si è presentato nelle puntate precedenti. Si chiama Vincenzo Pellegrino e viene da Marsala. Buongiorno signor Vincenzo. Buongiorno signor Alberto. Allora, come mai è venuto a ripresentarsi di nuovo? Passando qui nei paraggi mi è venuto in mente quelle volte che io sono venuto da lei, sono stato da lei, con piacere gli ho proposto se mi fa fare qualche esibizione e mi ha accontentato e la ringrazio. Lei si merita questo ed altro, signor Pellegrino, perché è una persona abbastanza simpatica. Grazie. Vabbè, allora che cosa ci presenterà? Intanto ci dirà due barzellette. Ricordo, sì, qualche barzelletta. Dico. Cominciamo con la prima? Sì, signore. Vabbè. Allora, ci sono due coniugi che stanno facendo la loro passeggiata domenicale e sono sul punto di rientrare a casa, quando incontrano due loro vecchi amici, coniugi anche loro. E si dice: quanto tempo che non ci vediamo, come state, cosa fate? Dice: vostra figlia poi cosa ha fatto? Ha continuato gli studi? Dice: sì, ha continuato gli studi, si è diplomata, ha trovato lavoro, dice, guadagna un buon stipendio, fa gli straordinari, dice, ha avuto regalato una pelliccia di suono ultimamente, se la passa bene mia figlia, dice nostra figlia, siamo contenti, dice, poi lavora fino a tardi, 3:30 di mattina, 4, dice, ed è accompagnata dal principale, dice, con una lussuosa macchine fuori serie. E addirittura il principale l'accompagna a casa con la macchina. Date sospetto questa attività che fa la loro figliola. Certo. E allora chiedono a quell'altra coppia di coniugi: e vostra figlia, cosa fa da vostra figlia? Dice: ne dice di vostra figlia. Loro si sono guardati in pace, dice: purtroppo, dice, anche nostra figlia fa la prostituta. Bella, carina. Sì. Va bene, signor Vincenzo, ci racconta l'altra? L'altra, ci sono due vecchi amici, si dividono, come si dice, il sonno, però sono poveri, proprio poveri, non hanno una lira in tasca e per mangiare qualcosa sono costretti a cercare nei rifiuti. Nell'immondizia praticamente. Immondizia, sì. E allora trovano una lampada, che non è quella famosa lampada di Aladino, ma ha gli stessi poteri. Cioè praticamente una lampada magica. Una lampada magica. Mentre che cercavano nell'immondizia trovano sta lampada. Questa lampada che allora appena il primo ce l'ha in mano, cioè, sentono una voce che dice: due ne avete trovate, dice, tutte e due, dice, io ho l'obbligo di esaudire i vostri desideri. Praticamente strofinando la lampada c'era il genio. Il famoso genio della lampada, anche se non era la lampada di Aladino, però doveva esaudire due desideri. Anche questa aveva il suo genio, sì. E ogni persona quanti desideri doveva? La lampada del genio gli ha dato 3 uova ciascuno. Dice: ogni uovo che rompete esaudite un desiderio, esprimete un desiderio e vi sarà esaudito questo desiderio. Cioè praticamente due amici hanno ricevuto 3 uova ciascuno dal genio della lampada. Per ogni uovo dovevano esaudire un desiderio. Esprimere un desiderio. Sì, signore. Allora il primo, arrivato a casa, abitava una casa fatiscente, vecchia, che gli cadeva addosso. Allora dice: io, ha rotto il primo uovo, dice: io non voglio più questa casa vecchia, voglio un castello principesco. Dice: desidero, dice, un cuoco famoso che mi prepara da mangiare, e per compagnia desidero, dice, una top model di quelle che vanno per la maggiore e possibilmente che sia maggiorata fisicamente essa stessa. Così facciamo poi dopo pranzo e cena, facciamo una notte d'amore. Formosa praticamente. Esatto. E questi erano 3 desideri. Ed è stato accontentato nei desideri che ha avuto questo, il primo. Certo. Allora l'indomani questo qua va dall'amico suo e gli dice: come è andata? Allora, l'amico suo dice: lasciami stare. Dice: appena io, dice, ho preso le tasche dalla tasca, dice, le chiavi dalla tasca, è caduto un uovo e ho detto: banana. Ha detto? Banana. Tipo per dire mizzica, mettiamo appena ci ho aperto la porta, ho trovato la casa piena di banane, dice. Ma banane, dice, tutte quelle rette, dice, no, quelle ricurve, tutte quelle rette, china di banane a casa che manco poteva assettare, dice. Mi dice: mizzica, dice, e poi cosa hai fatto? Dice: ho rotto il secondo uovo e ho detto: queste banane devono sparire subito di qua. E sono sparite. E il terzo uovo cosa hai fatto? Ho rotto il terzo uovo e ho detto che ritorni immediatamente la mia banana.
Perché gli era sparita pure la sua la sua banaglia è sparita. Carina pure questa. Cose che accadono troppo. Che succede? A volte. Va bene, siamo Vincenzo Pellegrino. E adesso invece ci farà l'esibizione del canto, giusto? Sì, Ci dovrà cantare una canzone. Cantare una canzone di un po' di anni fa. Esatto. Ci dice qual è oppure è una sorpresa? È una sorpresa. Una sorpresa. Va bene, signor Pellegrino. Ok, allora si alza. Che mi dica il titolo? Il titolo. Va bene, non si preoccupi. Sì. Sono pronto. È pronto? Sì. Allora. Va bene, signor Pellegrino. Allora ci canterà questa canzone? Sì. Va bene, allora si alzi e ce la canti. Buonasera a tutti, buonasera. Canterò una famosa di un po' di anni fa. Si intitola Malinconia. Ora inizia. Malinconia d'un cuore senza amore, malinconia di chi non ha fortuna. Io canto mentre tutto intorno tace e canto per le stelle e per la luna. Malinconia d'amore, l'amavo tanto, l'amavo d'un amor sincero e puro. Io l'adoravo come un fiore raro, ma il giuramento suo non era vero, ed or sulle mie labbra c'è l'amaro, amore caro. Malinconia d'un cuore senza pace, malinconia di chi non ha fortuna. Io canto mentre tutto intorno tace e canto per le stelle, per la luna. Malinconia d'amore, malinconia d'amore. Grazie. Bene, bravo signor Pellegrino, complimenti, si accomodi. Grazie, Va bene. E amici telespettatori, abbiamo sentito l'esibizione del signor Vincenzo Pellegrino di Marsala. E pensate bene, quanti anni c'ha signor Pellegrino? 75. 75 anni, pensate bene amici telespettatori, complimenti ancora per la sua voce e soprattutto la sua disponibilità, è una persona molto solare e simpatica, complimenti. Grazie Alberto, ma io questa mia età io non ci do tanto peso, anche perché si dice da più parti, lo dicono anche i medici, soprattutto a quelli si deve credere, che i settantenni di oggi sono i cinquantenni di una volta, certo. Per cui uno con coraggio va avanti. Va bene, complimenti ancora. Grazie. Amici telespettatori, Alberto vi saluta e vi saluta anche Vincenzo Pellegrino. Ciao amici, a dopo. Buonasera. Oh yeah!